Buongiorno a tutti, scusate un po' di ritardo all'inizio della trasmissione, ma stavamo nel frattempo finendo di votare in Consiglio Comunale, che è ancora in corso. Io sto seguendo da qua per poi partecipare anche alle votazioni, stiamo facendo la variazione di bilancio, insomma. Voglio intanto iniziare ringraziando tutti gli operatori del mercato ortofrutticolo di Marghera, che ogni giorno forniscono 100 porzioni, che adesso vi facciamo vedere. Ecco, le vediamo magari meglio, esatto. 100 porzioni di frutta fresca per il reparto malattie infettive dei medici dell'ospedale All'Angelo. E sono già 3 settimane che vengono fornite queste porzioni di frutta fresca e continueranno nei prossimi giorni ancora. Grazie molte di questo esempio di solidarietà e di ringraziamento. C'era anche la porzione proprio avevano fatto la fotografia della... Grazie a tutte queste persone e grazie alle infermiere, ovviamente, ai medici che lavorano per noi. Lancerei un video importante per iniziare la giornata. Voi tutti che già avete la inestimabile ventura di credere, eppure voi, tormentati dal dubbio, non abbiate paura di accogliere Cristo e di accettare la sua potestà. Non abbiate paura. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, alla sua salvatrice potestà. Aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici. Non abbiate paura. Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Solo Lui ha parole di vita, sì, di vita eterna. Un Papa Santo, il Papa che ha invitato tutti noi a non avere paura. Non dobbiamo avere paura. A Lui affidiamo la nostra preghiera e che continui a vegliare anche sulla nostra città. E adesso una notizia che può sembrare bella o comunque qualcosa che sembra che si stia muovendo nell'opinione pubblica tedesca. Vogliamo far vedere un articolo che è stato pubblicato oggi nel quotidiano Bild, uno dei principali quotidiani tedeschi. Ecco una foto che vedete in prima, così abbiamo messa davanti, di una ragazza, una infermiera. Un'infermiera, chiaramente non è la foto che vedete, ma insomma l'infermiera è quella che scrive. Il testo è tradotto sia in tedesco a sinistra che in italiano a destra. Questo fa capire che qualcosa si sta incrinando nelle convinzioni dei tedeschi su questa durezza rispetto agli aiuti, per cui noi vogliamo credere a loro, vogliamo credere a queste persone che hanno dato questa diversità, queste aperture. Vi leggo 2 o 3 passaggi di questo. Considerate che è una pagina intera che racconta quello che è successo. Piangiamo insieme a voi i vostri morti, vi siamo vicini in questo momento di dolore perché siamo come fratelli. Ci avete aiutato a far ripartire la nostra economia, ci avete portato cose buone da mangiare. Stiamo parlando del dopoguerra. Questa signora si ricorda gli anni in cui anch'io forse ero giovane, nel dopoguerra. Improvvisamente anche da noi c'erano antipasti, farfalle e tiramisù, non più solo crauti e patate e polpettone. L'Italia, dice questa signora, l'Italia, il paese che è sempre stato nel nostro cuore. Vi venivamo a trovare con il maggiolino sulla riviera, a Rimini, poi a Capri, Venezia e in Toscana. Cercavamo il mare azzurro e il profumo dei limoni, canticchiando Umberto Tozzi e Paolo Conte, un gelato al limone. Insomma, non la leggo tutta, poi alla fine dice, però è molto bella, cioè si capisce che c'è un'apertura grande, dice, siete sempre nei nostri pensieri, ce la farete, perché siete forti. La forza dell'Italia è donare l'amore agli altri. Ciò vi aiuterà a uscire da questa crisi. Ciao Italia, ci rivedremo presto a bere un caffè o un bicchiere di vino rosso, in vacanza oppure in pizzeria.
voglio salutare i nostri amici tedeschi che credo che cominciano a capire, le persone che conosciamo da sempre, che il momento è quello di aiutarci reciprocamente. Qui nessuno chiede di pagare debiti, di cattiva amministrazione o di altre mancanze che l'Italia ha. Noi stiamo semplicemente chiedendo un aiuto per un momento particolarmente difficile che è un'epidemia. La stessa incrinatura viene fuori da un'intervista in un importante giornale italiano oggi, dove la Ursula von der Leyen chiede scusa, vi chiedo scusa, siamo con voi. Non la leggo ovviamente tutta, però dice in sostanza, considerate che questa è comunque il Presidente della Comunità Europea, cioè della Commissione Europea, che è molto importante. Dice, ma il paese colpito più duramente, l'Italia, è diventato anche la più grande fonte di ispirazione per noi tutti, migliaia di italiani, eccetera, eccetera, hanno risposto alla chiamata del governo, eccetera, eccetera. Dopo dice, alla fine, l'Europa vuol dare una mano, stanziando nuove risorse per finanziare la cassa integrazione, che è una delle emergenze. Liquidità e cassa integrazione sono le due cose fondamentali da far subito. L'Unione stanzierà fino a 100 miliardi di euro in favore dei paesi colpiti più duramente, a partire dall'Italia, per compensare la riduzione degli stipendi di chi lavora con un orario ridotto. Questo sarà possibile grazie a prestiti garantiti da tutti gli Stati membri, dimostrando così la vera solidarietà. Cita questa cosa, dice: tutti i Paesi membri contribuiranno a rendere possibile questo nuovo strumento, questa è un po' anche la notizia, che si chiama SURE, cioè sicurezza. Poi da vedere se queste dichiarazioni diventeranno fatti, ma è chiaro che vanno registrati positivamente, va detto questa cosa. Questa iniziativa fa parte di un pacchetto più ampio. Ieri abbiamo anche proposto che ogni euro ancora disponibile nel bilancio annuale dell'Unione Europea venga speso per affrontare la crisi. Aiuteremo agricoltori e pescatori, eccetera, eccetera, però agricoltori e pescatori è importante perché spesso non vengono mai citati. Preferiremo, finisce così il Presidente von der Leyen, dice: preferiremo tutti vivere tempi più facili, ma oggi quello che possiamo decidere è come reagire. Ho in mente un'Europa fondata sulla solidarietà, la nostra più grande speranza e il nostro investimento in un futuro comune. Ecco, speriamo che in questi momenti si consolidi un'idea europea proprio di unione e di unità. Passo soltanto a qualche nota rapida della polizia locale di ieri, il rapporto quotidiano che facciamo tutti i giorni. Ieri sono state controllate dalla polizia locale 336 persone, per un totale in questo periodo di 2370. Abbiamo ieri sanzionato 22 persone, per un totale alla fine di 104 persone tra sanzioni e denunce penali, per non motivazioni del loro percorrere, stare in giro. Abbiamo ieri controllato 22 attività commerciali e attività comunque industriali, nessuna sanzione, per cui tutti erano assolutamente in regola, erano con i dispositivi di protezione come doveva essere, per cui questo lo dobbiamo dire ringraziando le persone che comunque, per quello che abbiamo visto e che tutti ci riconoscono, si comportano con grande correttezza e molto bene. In totale dall'inizio abbiamo controllato 436, abbiamo controllato 466 esercizi e in totale sono state sanzionate soltanto 5 attività. Passerei adesso a un ragionamento sulla scuola. Allora, sulla scuola noi abbiamo lanciato con gli uffici della città metropolitana una idea di racconto di quelle che sono, secondo il nostro avviso, delle bellissime esperienze che stanno facendo i docenti assieme agli allievi con appunto una scuola interattiva a distanza, evidentemente, visto che le scuole sono chiuse, e abbiamo pensato di raccontare ai genitori, chiaramente i genitori dei ragazzi lo sanno, ma a tutti i cittadini, quanto belle siano le esperienze di questi docenti che spesso con il loro materiale, assolutamente in maniera volontaria, non c'è nessun obbligo di questo, stiano continuando a esercitare la scuola. Chiaramente sotto una regia per ogni istituto del dirigente scolastico si sono costruite degli orari di lezione che poi i ragazzi possono seguire, la scuola va avanti, fanno interrogazioni e compiti in maniera diciamo quasi regolare per quello che è possibile ovviamente in questi periodi. E noi abbiamo proposto una piattaforma che possa prendere spunto da questo momento, ovviamente non per quest'anno, per quello che può essere, ma insomma
perché anche in futuro ci possa essere una serie di lezioni, di appuntamenti che vanno studiati assieme ai professori, alle scuole ovviamente. Noi facciamo soltanto una proposta tecnica, tecnologica, per fare una piattaforma dove noi avevamo proposto per quest'anno, nell'ultimo quadrimestre, qualche lezione che possa essere fatta da qualche insegnante in maniera assolutamente volontaria, per poi essere messo in rete in maniera aperta, magari poteva essere a beneficio di altri studenti o di altre scuole, oppure di quelli che magari qualche lezione non riescono ad averla perché o il professore è malato, oppure non ha gli strumenti o non riesce. Poteva essere un'idea. Ci è arrivata una lettera di tutti i sindacati della scuola, a me indirizzata ovviamente, che poi abbiamo girato, io ho fatto girare a tutti i sindaci dell'area metropolitana, perché ci sembrava, siccome riguarda tutti, ho pensato che fosse giusto. È una lettera che adesso non vi leggo tutta perché effettivamente è molto lunga, però in sostanza io voglio leggere come una cosa positiva, nel senso che finalmente si parla di scuola che non sia soltanto dentro un recinto prettamente scolastico. In questo senso credo che sia molto bello. Solo per raccontare a tutti, la città metropolitana, per quanto riguarda le scuole superiori e i comuni, Venezia per i suoi, ha, diciamo, la delega di gestire le strutture diciamo, edilizie della scuola, per cui gli impianti e le strutture, le sedi. Su questo noi abbiamo investito tanto, sarà il caso che poi faremo anche un punto, partiremo con i sindacati e con le, diciamo, le rappresentanze degli insegnanti, ma mi piacerebbe ci fossero anche i genitori per fare un ragionamento aperto su quello che sarà la scuola del futuro, perché ci sono tantissime carenze sulle strutture scolastiche, per cui la colpa è del comune, la colpa è della città metropolitana, per quando si parla di infiltrazione di acqua, finestre non funzionano, porte vecchie, bagni che non funzionano, tutta roba verissimo. Io farò vedere, cioè tutto quello che ho potuto l'ho messo nella scuola. Normalmente le manutenzioni le facciamo d'estate perché le scuole sono chiuse, abbiamo anche quest'anno una programmazione di farlo, però bene che ragioniamo in più, cioè alcuni plessi andrebbero proprio ristrutturati pesantemente perché sono stati fatti negli anni 70 quei tetti piani per cui spesso l'acqua si ferma e poi filtra dentro, piuttosto che le finestre che sono, noi continuiamo a rattoppare, fra virgolette, cerchiamo di sistemare, però in certi casi il livello proprio delle strutture edilizie non è consono a una qualità di vita normale che oggi un ragazzo giovane, più o meno giovane, insomma, in qualche modo è abituato ad avere a casa propria, per cui vanno aggiornate, siamo in ritardo su questo. Per cui bene un dialogo, certo bisogna decidere le precedenze, noi abbiamo un programma di lavori, ma secondo me la scuola potrebbe essere uno dei temi caldi su cui investire se viene fatto quello che si è proposto dal governo, da tutti, un grande piano di rilancio dell'Italia. Noi utilizzeremo questa, fra virgolette, scusa della crisi del coronabond per rilanciare il sistema paese anche nelle infrastrutture, ma infrastrutture non possono essere soltanto strade, secondo me devono essere anche le scuole, io penso anche ad altre cose, ma adesso stiamo sulla scuola. La lettera dei sindacati che io voglio cogliere positivamente, perché c'è un passaggio dove in qualche modo penso vogliono criticarmi, è corretto così, io mi spiego, cioè dico hanno ragione loro, dico certamente pesano i ritardi nelle dotazioni strumentali, la scarsa tenuta della rete in molte località anche della città metropolitana. La tenuta della rete, la rete si intende ovviamente la fibra piuttosto che i doppini che ci sono eccetera eccetera, la mancanza di formazione strutturata dei docenti e di tutto il personale scolastico e infine, ma non per ultima, la difficoltà di non poche famiglie di disporre del necessario per le attività didattiche a distanza. E se ne accorge giustamente adesso perché prima magari non si è posti il problema di una scuola. E a queste limitazioni, dice il sindacato, si sta facendo fronte con un impegno straordinario e generalizzato anche ricorrendo ai mezzi personali. Vero, e di questo va fatto il più sentito ringraziamento. È esattamente il motivo da cui sono partito, perché volevo essere chiaro su questo, non volevo che restassero dubbi. Assolutamente vero. E la cosa interessante è che si parla di dotazioni strumentali. Le dotazioni strumentali, piuttosto che le infrastrutture, insomma, sono, tra l'altro c'è un passaggio che dice, dunque, ad esempio, sostegni economici alle famiglie non collegate alla rete, affinché possano dotarsi della strumentazione minima per partecipare alla teledidattica, PC, tablet, connessione alla rete, e anche la messa a disposizione delle scuole di un servizio per velocizzare la consegna a domicilio della strumentazione in arrivo dal Ministero. Ecco, allora, questa cosa mi fa dire, ma lo apprendo adesso,
che ci sono delle strumentazioni che stanno arrivando dal Ministero, immagino siano computer, portatili per dare ai ragazzi, massima disponibilità anche domani stesso per mandare i camion nostri a raccogliere, andare a prendere queste strumentazioni, ci dite dove, perché noi non ne siamo informati. Credo che questa lettera di positivo, che apriamo una serie di dibattiti su tante cose, no? In maniera che ognuno poi sia responsabile in quello che deve fare, per cui la città metropolitana dovrà ristrutturare per quelle che sono e anche mettere a porre i finanziamenti che può, ma insomma nelle scuole si deciderà la priorità, ovviamente nelle scuole superiori in questo caso. I comuni decideranno dove e come sistemare le scuole elementari. Per dire, quando io sono arrivato ho trovato le scuole che non avevano neanche i dispositivi di protezione degli antincendi, cioè mancavano proprio delle cose basiche. Le abbiamo fatte, è chiaro che non si vedono, però su questo bisogna continuare a lavorare, ma anche le infrastrutture, le lavagne, si citava le lavagne luminose, i banchi, questo dipende dal Ministero, ma se il Ministero ha già predisposto, come è scritto qua dal sindacato, una strumentazione che è in arrivo, nessun problema, nessuna polemica, andiamo a prenderla noi. Se qualcuno ci contatta, ci dite, il servizio serve a questo, il numero, vedete, se magari possiamo rivederlo, no, non è questo, mandaci un video, scusa, è questo il numero, ecco, 366 930 8507. Cioè, chiunque vuole con noi almeno collaborare, siamo totalmente a disposizione, lo dico ovviamente al dirigente anche regionale, alla struttura del Ministero della Pubblica Istruzione, con l'assoluto rispetto delle competenze divise. Nessuno pretende, ma anche mai, di entrare nei programmi scolastici o di capire le lezioni, cioè, si parla di autonomia della scuola da sempre, figuriamoci, io sono il più fervido sostenitore e convinto. Penso però che dobbiamo mettere insieme, perché i genitori che sono a casa, che siamo anche tutti noi alla fine, perché sì, abbiamo ruoli, uno fa il sindacalista, un altro fa il sindaco, però alla fine siamo anche mamma e papà, per cui siamo tutti interessati al miglioramento. Io credo che, voglio leggere, abbiamo preparato una risposta che ho scritto ai sindacati, anche questa non ve la leggo, però mi piacerebbe che questa cosa, questo momento di difficoltà, che non c'entra nulla, però potrebbe essere un passo in più per andare verso una modernizzazione della scuola. E i ragazzi che sono a casa, che ci ascoltano, mandateci segnalazioni di cose belle che stanno succedendo, nessuno vuole criticare nulla, anzi vorremmo sottolineare questi atti meritori dei professori, degli insegnanti. Stanno facendo un lavoro straordinario, ripeto, straordinario. Mia mamma è insegnante, adesso è in pensione, ma io sono figlio di insegnante, so quanto si portino a casa il lavoro anche prima e non è pagato, eccetera. Come devo dire fanno anche tante altre persone ovviamente, però la scuola è un momento delicatissimo. Allora, i ragazzi ovviamente pensano, un po' per me quando ero piccolo, a essere promossi, a studiare per certi versi il giusto, senza esagerare, eccetera. Gli insegnanti hanno un problema opposto, devono misurare che poi le persone apprendano. Però tutti insieme dobbiamo immaginare quei ragazzi poi inseriti nel mondo del lavoro. Dobbiamo dare una strumentazione ai nostri figli. Lo dico con veramente zero polemiche, ringrazio le sigle sindacali di avermi iscritto, si dimostrano attente e anche presenti in questo programma, per cui a me fa piacere. Li invito a trovarci, adesso li chiamerò ovviamente, abbiamo scritto una lettera per dimostrare che siamo assolutamente concordi nell'impostazione. Quello che si può fare, in primis ci saranno i dirigenti scolastici, perché sono loro che hanno la delega dell'organizzazione. Però la disponibilità è veramente reale. Salto tutto quello che avevamo cominciato a fare come programma, diciamo anche per poter inserire dei video, perché a questo punto conviene fare un programma, visto che i tempi sono pochi e nessuno vuol fare fughe in avanti di nessun genere. Ecco, noi stiamo predisponendo un programma, ma se c'è di meglio, se il Ministero della Pubblica Istruzione ne fa già uno lui, noi siamo ben volentieri, ci basta semplicemente poter raccontare ai genitori il lavoro che viene fatto enorme nelle scuole e tutto quello che manca, colpa delle istituzioni, che manca come attrezzature nelle scuole, perché il corpo docenti c'è e saranno altri a verificare all'interno questa anche informatizzazione del corpo docente, cioè se fossi oggi docente sarei uno di quelli più indietro di altri, perché per l'età, per non abitudine, questi sistemi. Però ci sono, ogni istituto, lo dico ai cittadini, ha un gruppo informatico che usa programmi tra l'altro avanzati, in certi momenti della giornata la rete è anche particolarmente intasata, siamo tutti a casa, pensate sono saltati anche i siti di Microsoft. Però racconteremo quello che abbiamo fatto in Comune di Venezia sulla digitalizzazione, cioè noi abbiamo praticamente cablato tutta la città con fibra ottica, sarà una delle città
che ripartirà prima da questo punto di vista, ma avrò piacere e voglia di parlarne prima con loro, insieme con loro, per fare un progetto di sviluppo e di assoluto rispetto. E bene, detto questo, io lancerei un servizio, anzi farei venire, vediamo se mi sto sbagliando, mi sembra che sia questo il momento, un servizio che ha fatto il comune, però non abbiamo l'assessore che può venire qua, così insomma magari mandiamo un video, intanto lo facciamo accomodare da parte di qua perché noi non possiamo avvicinarci, e Simone Venturini che poi ci spiega un attimo cos'è questo servizio, cos'è questo nuovo progetto Bibliobus. Prego. Guardate lui, poi qui inquadra lui. Buongiorno, Simone, raccontaci. grazie di questo spazio Luigi, anche perché tutto nasce dalle tue idee. Sì, vabbè. 4 anni e mezzo fa il sindaco ci ha chiesto di lavorare molto su biblioteche e bambini e famiglie. Era un intervento importante, era un impegno dell'amministrazione e subito abbiamo aperto nuove strutture. Penso alla Vez Junior, penso alla Bettini Junior, spazi bellissimi ed immensi dedicati ai bambini e alle famiglie. Questa è una sorpresa visto che siamo vicino a Pasqua e visto che quest'anno la Pasqua andrà come andrà e quindi le sorprese forse saranno un po' meno sotto il profilo delle uova, vogliamo farvene noi una alle famiglie e ai bambini. È il Bibliobus, è un mezzo attrezzato a biblioteca con un sacco di spazio per bambini e libri per bambini che girerà la nostra città, girerà i parchi, girerà i giardini, girerà i quartieri di periferia, quelli più distanti da altre strutture bibliotecarie o altri luoghi della cultura. L'idea è far arrivare questo bellissimo mezzo, farlo aprire con burattini, educatori, letture animate e attori e intrattenere i nostri bambini e avvicinarli alla lettura, anche in quelle zone dove alle volte si fa fatica ad arrivare con delle iniziative di carattere culturale, nonostante l'impegno che abbiamo messo nelle ultime estati con il cinema all'aperto, con le letture animate, i burattini, il teatro. È quindi un servizio nuovo, un servizio dedicato appunto a bambini e famiglie in particolare, che tra qualche settimana, quando tutto sarà finito, potrà girare per le nostre strade e animare tutti i nostri quartieri. Grazie Luigi per questa bella opportunità. No, grazie a te, credo sia veramente una bella sorpresa per tutti quanti, anche perché è un sistema nuovo, cerchiamo di arrivare dappertutto. Ovviamente se qualcuno si vuole già proporre anche per organizzare qualche incontro, magari qualche lettura, magari qualche nonno adesso che è stato chiuso in casa da tanto tempo, nel momento in cui sarà possibile uscire, perché ricordo ancora che la frase "stati in casa" è ancora assolutamente attuale. Questo può essere un luogo dove noi apriamo, magari si attira con la lettura di qualche fiaba, di qualche filastrocca, eccetera, e poi magari il bambino prende un libro, lo può portare a casa, viene registrato, cioè cercare di abituarlo alla lettura. So quanto difficile è perché mia mamma ci ha messo tanto, però è sicuramente la strada più giusta, quelli per portare i libri a casa, insomma. Bene, bene, bravi a tutti quelli che hanno organizzato, complimenti. Grazie a loro e grazie a te Luigi. No, buona giornata. Io adesso lancerei un video dei Vigili del Fuoco. Ieri hanno registrato, hanno voluto loro fare non c'è un video. Stamattina, scusa, pensavo fosse stato ieri. Ecco, i Vigili del Fuoco stamattina sono andati per ringraziare, hanno fatto un giro per ringraziare e per dare momenti di solidarietà, insomma, ai Vigili del Fuoco, insieme l'hanno fatto con la Protezione Civile, come vedete,
e l'hanno fatto all'ospedale dell'Angelo, a Villa Salus, a Venezia, all'ospedale di Venezia, a Dolo e a Milano. Il video racconta questo momento, diciamo, anche toccante, in cui delle persone abituate e sempre in prima linea sull'emergenza vanno a ringraziarne altre. Noi abbiamo ritenuto bello farvi vedere questa esperienza. C'è un video registrato di 2 minuti, è molto breve, però è bello da vedere. Lanciamo e dopo parliamo con il nostro... Beh, grazie ai Vigili del Fuoco, grazie alla Protezione Civile. In studio abbiamo chiesto di venire e lo ringraziamo di essere qua con noi, a Nicola Ligi, che è il referente del distretto di Venezia, dei gruppi comunali delle associazioni del volontariato di Protezione Civile comunale. Lui è il coordinatore di una folto gruppo di persone volontarie, appunto, che si esercitano per essere, adesso ci racconterà lui, e per cui io comincerei un po', se possiamo sentire, Nicola, come sono organizzati i volontari, quanti sono questi volontari che operano ogni giorno. Sì, certo, guardi. Buongiorno a tutti intanto, niente, siamo 80 volontari tutti i giorni. Aspetta perché non è partita la regia, eccola qua, eccola. Okay. Allora, no, è il bello della diretta. Esattamente, allora niente, siamo 80 volontari, tutti cittadini del Comune di Venezia, coordinati dall'Ufficio Comunale di Protezione Civile, sempre del Comune di Venezia, nella figura di 2 responsabili che sono il dottor Vascellari e il dottor Caligaro, e coordinano 4 gruppi comunali, Venezia. Io non ce l'ho il telefono. Qua. Il bello della diretta, come diceva. Sì, noi esattamente, tutti i telefoni. Allora, si vede che siamo in diretta. Meglio così. Esatto. Allora, dicevamo, 4 gruppi comunali, cioè Mestre, Venezia, Marghera e Pellestrina, poi delle associazioni di volontariato, il Lido di Venezia e Burano, e poi in questi giorni collaboriamo molto con l'associazione della Guardia Costiera Ausiliaria e con la Croce Verde di Mestre. Sì, tra l'altro la Croce Verde che consegna i pasti insieme a voi. Noi consegniamo attraverso il cittadino, quando chiama lo 041 041, il servizio DIME ormai, che il cittadino dovrebbe abbastanza conoscere, e fa una richiesta delle esigenze che ha, farmaci piuttosto che mangiare, e spese, insomma, alimentari, e dopo la Protezione Civile richiama il cittadino e ha proprio la classica lista della spesa. Questi cittadini possono essere persone anziani, disabili, persone che non si muovono di casa, oppure anche persone in quarantena preventiva o addirittura Covid positivi. Per i Covid positivi ci dà una mano la Croce Verde di Mestre, perché noi facciamo le spese, poi la portiamo alla Croce Verde e sono loro materialmente a consegnare. Tutte le altre consegne invece le facciamo noi, volontari di Protezione Civile. Sì, va detto che questo servizio l'abbiamo iniziato da subito, cioè non abbiamo aspettato poi l'ulteriore aggravamento, per cui l'onore della nostra struttura è stato proprio che si sono attivati prima ancora di qualsiasi tipo di altro. In qualche caso anticipiamo anche le risorse economiche, situazioni particolarmente, diciamo, difficili, anziani soli, persone in difficoltà, per cui il lavoro è operativo da sempre. Ma adesso non so quante persone sono state assistite con la pranzo. Diciamo circa un 350 famiglie, ad oggi siamo arrivati a quasi 450 pasti, perché logicamente le spese vengono fatte di volta in volta, ma anche 2 o 3 volte per le settimane a venire, logicamente. Sì, queste qua, lo diciamo ancora una volta, il 041 041 è il nostro numero di emergenza,
abbiamo superato anche le 700 telefonate al giorno, devo dire che molti adesso stanno chiedendo anche per i buoni pasto, di questo domani daremo subito un chiarimento, ci stiamo proprio organizzando anche con le associazioni di categoria e con le associazioni di volontariato e le parrocchie per spiegare bene quale sarà la modalità, ma questo lo faremo in una conferenza stampa domani in maniera tale che sia tutto quanto ben chiaro. Certamente vorrei adesso parlare delle mascherine, altro tema del giorno. Prima di spiegare della distribuzione vorrei dare qualche numero, così vi rendete conto. Allora, le prime mascherine noi ce le siamo trovate, le abbiamo dovute, ci sono due tipi di mascherine che servono e vanno bene per il lavoro, cioè sono dispositivi di protezione individuale, che sono mascherine che ci sono state le prime regalate dalla città di Suzhou, lo abbiamo già detto ma lo ripeto per farvi un quadro, e sono arrivate 20.000 mascherine. Poi sono arrivate sempre tramite altri nostri amici, consiglieri comunali, questo è stato tramite l'associazione Open Gate Cina, altre 30.000 mascherine da Weitang. Poi ieri ci sono state donate 10.000 di queste mascherine, sempre queste FFP2, dono della Confindustria di Venezia Rovigo, ce l'ha portate qua il presidente Marinese, per cui lì siamo arrivati in sostanza a 60.000. Queste sono mascherine che servono e le abbiamo dato e distribuito anche grazie a Protezione Civile, ma anche grazie direttamente ai nostri magazzini, e abbiamo dato alle varie aziende, cioè ai lavoratori che lavorano, per cui dentro i servizi essenziali, tra l'altro Veritas, CTV, ATVO, servizi sociali, servizi domiciliari, IPAB, vigili urbani, parrocchie, adesso agli operatori dei mercati ortofrutticoli, il mercato ittico, le abbiamo distribuite. Ne abbiamo poi comprato, sempre noi come comune, 20.000, sempre dispositivi di protezione individuale, e poi stanotte sono arrivate 100.000 mascherine, proprio stanotte mascherine. Per cui questo per dare il senso ai cittadini della gestione che il comune in autonomia, da solo, si è iniziato a fare fin dall'inizio. Questo è proprio dall'inizio della crisi abbiamo gestito così, perché uno si domanda chi ce le ha date, ce le siamo comprate o le abbiamo fatto comprare in certi casi alle aziende poi direttamente, a CTV piuttosto che a TVO, piuttosto che Veritas, ne hanno comunque comprate. Però l'insieme di questa macchina ha agito in questo modo. Noi abbiamo dei magazzini comunali e poi abbiamo il magazzino comunale della Protezione Civile, dove abbiamo gestito soprattutto anche le mascherine invece che sono arrivate dalla Regione Veneto, quelle che si attaccano sulle due orecchie, adesso per capirci, insomma. Quelle non sono valide come dispositivo di protezione individuale per un lavoratore, ma vanno bene per i cittadini. Bene, a oggi ne sono arrivate in tutta la città metropolitana, perché arrivano dalla regione, dalla tipografia grafica veneta che le prepara, arrivano al magazzino centrale della protezione civile della città metropolitana di Venezia, e sono arrivate a oggi, e sono arrivate tutte, 1.174.000 mascherine. Queste sono state divise in quota a parte per i comuni, l'altra volta ho fatto un po' di dati, adesso le risparmio, insomma. Comunque a Venezia sono arrivate 369.000, sono state tutte distribuite alla popolazione in che modo? Attraverso gli esercizi commerciali aperti, attraverso le farmacie, attraverso i luoghi che in qualche modo intercettavano la gente che usciva soltanto per necessità, perché non volevamo indurre qualcuno a uscire magari consegnando una mascherina singola, tra l'altro non sono arrivate confezionate perché sarebbero dovute essere maneggiate, abbiamo ritenuto invece di fare questo tipo di attività. È successo che qualcuno magari non sapeva dove trovarle, per cui ancora una volta vi dico 041 041, è successo che la protezione civile è andata anche a portarle a casa, in certe situazioni limite ovviamente, però le abbiamo portate. E lo stesso vale adesso, insomma, per cui se dovete sentirci, sempre 041 041, vi diciamo dove ce ne possono essere ancora. Però ecco, la notizia, e poi lascio parlare il nostro ospite perché lui invece vi racconterà come sono organizzati, è che abbiamo stamattina ordinato 600.000 mascherine, abbiamo mandato via l'ordine proprio, firmato, e le abbiamo chiesto, abbiamo trattato con i cinesi, abbiamo costruito un pacchettino da 4 mascherine, quelle chirurgiche per capirci. L'idea che abbiamo noi, abbiamo fatto un po' i calcoli con le consegne, è che siano distribuite porta a porta, e per cui la notizia che devo dire alla protezione civile è questa qua, insomma, purtroppo, che devono lavorare ancora, le vogliamo consegnare porta a porta proprio perché arrivino nelle case
al momento della riapertura, cioè quando finirà la crisi, questo pacchettino, noi ne mettiamo 4, però sono sigillate, le metteremo nelle cassette postali o le consegneremo a casa. Evidentemente poi ne terremo un certo quantitativo per le evenienze di chi non è stato raggiunto o casi limite che insomma vedremo. Ecco, per cui in qualche modo ci prepariamo alla riapertura quando il Ministero e la Regione diranno che si può uscire. Però nel frattempo, se vedrete queste mascherine che verranno consegnate, noi pensiamo la settimana, penso, di Pasqua, insomma, ecco, quella all'incirca, forse quella a cavallo, prima o dopo, insomma, ecco. Io, Nicola, forse ti chiederei di dare qualche spiegazione in più, perché loro sono sempre stati presenti con l'acqua grande, sono sempre presenti dappertutto, anche quando non li vedete, consegnano, sono andati loro a prendere qui i camion, oltre a queste della Regione, sono andati proprio fino a Milano di notte a prendere, perché io ho visionato personalmente questo, insomma, perché avevamo paura che ce le sequestrassero, fin sotto l'aereo sono andati a caricare, insomma. Insomma, com'è andata questa consegna delle mascherine? Cosa ci puoi raccontare? Noi troviamo sempre molto, molto bello quando la gente ci ringraziano per le spese, anche se non possiamo con loro avere contatti, perché logicamente per la nostra incolumità noi alla sera torniamo a casa dalle nostre famiglie e abbiamo tutti voglia di tornare a casa e non aver contratto nulla e di tornare tranquilli. Quindi non abbiamo contatti, però il grazie e il sorriso che ci fanno da distante per noi è molto bello e ci ripaga di tutti gli sforzi che facciamo, perché oltre alla consegna di mascherine, oltre alla consegna delle spese e dei farmaci, facciamo anche, per esempio, con un nucleo specializzato, la disinfezione anche per conto della città metropolitana di tutte le sedi di smistamento dei vari distretti. Abbiamo un gruppo noi comunale proprio a Mestre che fa disinfezione e disinfestazione, e quindi anche loro partecipano a questa cosa. In più abbiamo un altro nucleo specialistico che fa radiocomunicazioni e back office, perché anche tutte le telefonate che arrivano di informazione, che comunque chiamano gli uffici della protezione civile, hanno bisogno di personale che risponda al telefono o che comunque faccia informatica, insomma, elabori i dati che riceviamo logicamente. Comunque devo dire che siamo un'ottantina di persone che stiamo lavorando, in totale siamo 200, tutti sempre del Comune di Venezia, cittadini del Comune di Venezia, che lo facciamo solo ed esclusivamente per i nostri cittadini e per la nostra città. Tutto vero, e questa verità è pratica, perché si vede l'utilizzo proprio in questi tempi di emergenza, sono anche esempi e segnali, anche una parola, a vedere le persone che danno una mano, insomma, per cui il ringraziamento è veramente sentito. Io penso che ci possiamo fermare qua per quanto riguarda questa roba. Io altri numeri sulle mascherine direi di saltarli, insomma, perché non ha senso. Magari ci rivediamo con tutti gli altri volontari un giorno per far festa. Diciamo pure che le persone che sono interessate a entrare in protezione civile magari si mandino il curriculum, perché qualcuno ci ha già contattato, come posso dare una mano, eccetera. È chiaro che senza una preparazione, senza un minimo di coordinamento diventa più un problema che altro, però l'organizzazione è ben lieta di accogliere nuove disponibilità, eccetera. Bisogna prepararsi un po' prima, perché poi quando arriva l'emergenza magari uno dà già una mano, perché immagino che ci sono esempi anche di aiuto reciproco nei condomini, nel cui vicinato, eccetera. Certo, la protezione civile poi ha tutto un sistema anche di addestramento particolare. Non so se magari vuoi raccontare la questione delle tende montate da campo che avete montato sugli ospedali. Certo, oltre a tutto quello che ho già detto, abbiamo anche montato delle tende da campo, le abbiamo montate a Villa Salus, le abbiamo montate nell'ospedale di San Donà, e siamo tuttora anche a questo di Venezia, anche all'interno del civile di Venezia, e stiamo tuttora visionandole, perché comunque hanno bisogno di manutenzione e di presidio anche giornaliero. Nell'ospedale di San Donà andiamo a aiutare per esempio i colleghi di San Donà, all'ospedale di Jesolo andiamo a aiutare quelli di Jesolo, perché anche loro logicamente sono gruppi un po' più piccoli. Devo dire che il gruppo del Comune di Venezia è un gruppo molto, molto folto e siamo molte persone, quindi riusciamo a fare un po' la parte del leone, insomma, diciamo. Sì, e spesso vengono utilizzati anche per dare informazioni, perché loro chiaramente non sono personale sanitario, però davanti agli ospedali in certi casi sono state montate delle tende di prima accoglienza e loro danno quelle informazioni che tante volte aiutano molto il cittadino, perché magari anche anziani che fanno fatica a comprendere, poi le novità sono sempre difficili da digerire. Cioè loro sono, secondo me la cosa più bella è che sono proprio versatili, sono flessibili, sono persone veramente in gamba, perché affrontando le emergenze diventi per forza una persona migliore, anche se non vuoi ti adatti alle situazioni, e l'emergenza altro non è che una reattività a qualcosa di imprevisto. Ecco,
le situazioni sono che un conto è avere un po' di timore, un conto poi passare invece al panico. Ecco, loro servono per dare quella tranquillità e sono l'esempio di cittadini che hanno altri lavori, che fanno ben altro per vivere evidentemente, e questo donano il loro tempo e questo è un merito, lo dico, voglio ricordarlo perché sennò troppo spesso parliamo di volontariato ma non si capisce. È così, questo è il volontariato, sono persone fisiche che potrebbero fare altro e dedicano del tempo agli altri. E per cui grazie soprattutto per l'esempio. Grazie molte, veramente a nome di tutti. Ci sentiremo qui ragazzi, però insomma un giorno facciamo magari una baraccada, sì, ma magari anche durante, vediamo come si evolve la situazione, ma non è detto che non siamo utili anche per spiegare ai cittadini i nuovi problemi che avremo sui trasporti, perché lo dico già, l'ho già detto, noi non avremo più trasporti di quelli di oggi, perché siamo in una situazione critica rispetto alle compagnie di trasporti. Faranno fatica a reggere se non interviene un provvedimento. Devo anche qui ringraziare lavoratori e sindacato delle imprese perché hanno compreso che il momento è di massima collaborazione. Così salviamo le imprese e salviamo il lavoro. Insieme cercheremo di spiegarlo anche ai cittadini, anche a quelli che magari non credono che possa cambiare qualcosa. Purtroppo bisogna adattarsi per tornare più forti di prima, questo è sicuro, però ci aspetta un periodo diverso da prima, che non è detto che sia peggio, è diverso, può essere che sia anche occasione di comprendere che cosa magari facevamo di sbagliato prima e magari ripartiamo più forti e anche migliori magari. Siamo qui disponibili. Grazie mille Nicola, veramente di cuore, grazie. Facciamo partire il video sulla Guardia Costiera e poi magari... del panorama. Beh, bel video, giusto riconoscimento al lavoro anche della Guardia Costiera. E qui diciamo che nonostante la delicata situazione che stiamo vivendo tutti, la Guardia Costiera di Venezia continua a garantire con un'elevata prontezza operativa tutti i servizi e anche la salute dei propri lavoratori, dei propri marinai, dei propri militari. Se da un lato hanno ridotto le pratiche amministrative evidentemente, però continuano a garantire quel funzionamento proprio diciamo statuale, cioè il motivo vero anche della Guardia Costiera, che è quello anche legato al funzionamento delle filiere di trasporti e della pesca. Ci sono una serie di controlli importanti perché si lavori tutti in sicurezza. Dall'altro lato devono gestire la componente navale, quella operativa, fanno il controllo sul traffico marittimo delle navi. Loro sono i primi responsabili del traffico marittimo, della sicurezza del traffico marittimo e di pronto intervento portuale. E sono rimaste tutte queste funzioni pienamente funzionanti, per cui lo dico ai cittadini per dire quanto importante sia la macchina dello Stato e della comunità. Ovviamente il ringraziamento va al comandante e a tutti gli uomini, perché insomma è spirito di abnegazione, sappiamo di poter sempre contare su di loro. Loro sono quelli che si sono attivati anche con noi immediatamente durante l'emergenza dell'Acqua Grande, per cui questa città è stata reattiva prima e continuerà a esserlo adesso. Dobbiamo informare che è una crisi diversa, lunga, lenta, ci sarà una ripartenza, sì, auspichiamo il prima possibile, per adesso stiamo a casa, ma dobbiamo costruire le condizioni per poter ricominciare. È evidente che vedere persone che sono continuamente al lavoro, che danno il loro impegno, certo il loro lavoro, il loro mestiere, ma farlo anche in queste condizioni è oltremodo significativo.
Devo ricordare che loro continuano ad assicurare la continuità delle funzioni di soccorso in mare, in laguna, il monitoraggio del traffico marittimo e degli ambiti portuali in genere, la sicurezza della navigazione e poi la salvaguardia dell'ecosistema marino e costiero, perché al di là dei discorsi poi bisogna controllare, perché c'è sempre quello che fa lo sporcaccione o si comporta male e evidentemente loro sono, diciamo, di fatto rappresentano l'istituzione più importante per la gente di mare. Gli uomini e le donne della Guardia Costiera di Venezia inoltre sono pronti, dicono loro, si offrono pronti a fornire ogni supporto alla popolazione nelle forme e nelle necessità che la protezione civile possa richiedere. Ecco, io voglio omaggiare, cioè abbiamo apprezzato moltissimo questo video, li ringraziamo loro e tutti i loro familiari, perché ovviamente stare in prima linea a contatto con altre persone è evidente che è un rischio doppio, anche magari di portarlo a casa, per cui ecco, però non è stato fermato nulla e questa è gente in prima linea, insomma, per cui grazie del loro lavoro, grazie di cuore. Io penso che possiamo finire oggi, avevo 2 o 3 altre cose da dire, ma insomma io più di un'ora ho pensato che è bene non fare. Adesso farei partire un video con i cittadini su cosa stiamo facendo a casa, un piccolo pezzettino e poi partiamo con la sigla. Io vi ringrazio di cuore, se riusciamo a fare tutti insieme sigla e video sì, per cui li ringrazio adesso. E andiamo in onda in replica su Televenezia, noi qui siamo in onda su Facebook, sulla rete e siamo in diretta su Televenezia, canale 71 del digitale terrestre. Andiamo in replica stasera alle 8, alle 11:30 di sera, alle 23:30 e alle 8 di mattina. Ringrazio tutti gli operatori di Televenezia che poi abbiamo costruito la diretta, facciamo lo stesso programma così mandiamo le stesse cose. E ringrazio ovviamente anche tutta la struttura, insomma, della televisione, perché televisione locale però ci riempie di orgoglio, insomma, questo spazio che in qualche modo condividiamo insieme e per certi versi anche speriamo di essere utili anche a voi con un sorriso, con un po' di leggerezza per quello che è possibile, insomma. Per cui ancora una volta a domani alle 4. Io resto a casa. Io resto a casa. Voi direte, se davvero amiamo la danza, non è la stanza in cui ti trovi a condizionarti, non è la sbarra o il pavimento a cui sei abituato a permetterti di ballare. Quando torneremo ad una vita più normale, apprezzeremo sicuramente di più tutto ciò che abbiamo, in primis la danza. L'ho sempre fatto ballando, comunicare, emozionare, portare un messaggio. Sì, l'ho fatto sempre così. In questo momento quello che posso dirvi è che tutto questo mi manca. Una cosa so, che finito questo periodo, molto duro, molto difficile, torneremo più forti di prima, riempiendoci di abbracci infiniti e ballando sempre. Maestre! Una delle cose che si possono fare a casa è fare il pane. Così unisci l'utile e il dilettevole, fai anche ginnastica con le braccia. Stiamo a casa, mi raccomando, dai, forza!
Ogni giorno alle 16 il sindaco di Venezia e area metropolitana Luigi Brugnaro è in diretta su Televenezia, Facebook e sul portale Venezia Radio TV. Gli aggiornamenti, le notizie, le risposte alle domande più frequenti su quanto sta succedendo in tempo di coronavirus. Inviate le vostre domande a andratuttobene@comune.venezia.it. La trasmissione televisiva sarà replicata alle 20, alle 23:30 e alle 8 del mattino su Televenezia.